mattina profumo di festa, apro la mia finestra e sento la gente passare. Cose buone da mangiare. Mi tuffo dentro ai vestiti, goloso di sapori squisiti. Siamo della stessa razza, togliamoci la corazza. La domenica in pazza, allora dai tutti in piazza. Eccoci ancora insieme, chissà quest'oggi tutti in piazza dove vi porterà mai, dove vi porterà mai a farvi vedere degli scorci di terre, di eventi dislocati in tutta Italia. Oggi esattamente siamo a Villa Campanile in provincia di Pisa, in un paese appunto di circa 1000 abitanti, poi forse abitanti più, abitanti meno, ce lo faremo dire dal presidente della Proloco, Simone Benedetti. Simone, ciao, ben arrivato. Salve a tutti, salve. Allora Simone, parliamo della festa del contadino, che è una festa longeva che addirittura arriva dal 1973, anno in cui mi spiegavi è nata anche la Proloco appunto di Villa Campanile. Sì, in realtà esisteva una festa precedente che era la festa del villeggiante e in quegli anni appunto fu fondata anche la Proloco nel 1973 per l'esattezza. Allora, parliamo di questo evento che si tramanda, diciamo, ormai da generazione in generazione. Di cosa consiste la festa del contadino? Allora, la festa del contadino, diciamo, ha l'obiettivo di far rivivere un pochino la natura della nostra località. La nostra è una località che, diciamo, fondamentalmente nasce da un percorso rurale. Quindi, ovviamente, poi dopo con l'avvento delle fabbriche, con la vicina zona del Cuoio, diciamo, i contadini hanno cominciato ad andare via dai campi e a lavorare nelle conce piuttosto che nelle aziende, nelle fabbriche. La festa del contadino ha voluto sempre in qualche maniera ricordare quelle che sono le origini di quel territorio, ecco, quindi alla fine l'obiettivo è stato quello. C'è stata ovviamente un'evoluzione, perché comunque da partire dal 73, dove comunque la parte rurale comunque era ancora piuttosto presente, fino ad oggi che è ancora presente ma meno ovviamente, e quindi la festa del contadino ha ancora più un significato. Tra l'altro Villa Campanile, si stava parlando prima del nostro collegamento, è un piccolo paesino di circa 1000 abitanti vicino a Altopascio, che ha un bello snodo autostradale, insomma un punto di riferimento per la Toscana. Sì, Villa Campanile confina con Altopascio, pur essendo, diciamo, una frazione del comune di Castelfranco di Sotto, però il capoluogo appunto è a più di 10 km di distanza. In realtà diciamo, Villa Campanile è in provincia di Pisa, confina con Altopascio che è Lucca, confina con Galleno che è Firenze, quindi alla fine siamo proprio su uno snodo piuttosto cruciale, strategico, siamo proprio sul confine delle tre province. Siete sul limbo, come si suol dire, ma voi Esatto, siete sì. più pisani, più di Lucca, più di Firenze, di cosa vi sentite? Ma siamo influenzati un po' da tutte, diciamo, queste province, soprattutto da Lucca che è vicina, ovviamente, quindi siamo influenzati un pochino dal pisano, diciamo, di periferia, ma anche da Lucca. Io ad esempio la maggior parte degli studi l'ho fatti a Lucca, quindi ovviamente anche come pronuncia siamo molto influenzati, diciamo. Allora, senti Simone, ritornando invece all'evento che ci sarà dal 18 di giugno fino al 6-7 agosto, quindi presumo che saranno tutti eventi, diciamo, che matureranno durante il corso del weekend. Sì, in realtà più che weekend si tratta proprio solo del sabato, ed è una scelta ovviamente proprio per intervenire con la nostra manifestazione, diciamo, nel giorno dove comunque ce n'è un po' per tutti, no? Quindi anche nel rispetto, diciamo, delle attività locali, eccetera. Poi comunque ci permette anche di creare, diciamo, ogni sabato una sorta di singolo evento. Inizierà sì appunto già iniziata il 18 giugno e terminerà il 6-7 agosto, dove il 6-7 agosto ci sarà proprio un finale dedicato proprio a una rievocazione contadina, quindi è dedicato alle macchine agricole. Ci sarà il sabato sera un'esibizione, come da sempre, dei trattori agricoli d'epoca, quindi soprattutto quelli che faranno spettacolo saranno i Landini Testa Calda con le loro, diciamo, fiammate dalle marmitte, e la domenica mattina sarà dedicata alla benedizione dei mezzi agricoli, appunto aperta a tutti, diciamo, veicoli storici e non, con una sfilata che andrà verso
gli amici orentanesi, dove ci sarà un aperitivo e poi ritorneremo in paese a Villa Campanile. Questa è una manifestazione che insomma raduna un po' tutti i mezzi agricoli e appunto richiama un po' l'attenzione, è una rievocazione sia storica che mescolata con l'attualità, con i veicoli, con i grandi mostri agricoli che ci sono oggi, insomma, Certo. sono queste macchine imponenti. Bene, grazie al presidente della Proloco Simone Benedetti e naturalmente buon evento. Grazie a voi, grazie, salve. Mattina profumo di festa, apro la mia finestra e sento la gente passare. Cose buone da mangiare. Mi tuffo dentro ai vestiti, goloso di sapori squisiti. Siamo della stessa razza, togliamoci la corazza. La domenica è pazza, allora dai tutti in piazza.